Scuola si riparte il 14 settembre, studenti in classe a 1 metro di distanza, Conte stanziato 1 miliardo in più, Azzolina al TG2, useremo anche gli edifici dismessi. Calano i contagi, 259 nuovi casi, 30 le vittime, timore per i focolai. L'Istituto Superiore di Sanità Epidemia non è conclusa, il caso Bartolini, tensione a Mondragone. A Glasgow un uomo armato di coltello assalta un centro per richiedenti asilo, l'aggressore è ucciso dalla polizia, diversi feriti, gli investigatori, non è terrorismo. L'Istat aumenta la pressione fiscale, mai così alta a inizio anno, crollano i consumi ed è corsa al risparmio, all'effetto Covid nei primi 3 mesi dell'anno. Il 27 giugno del 1980 la strage di Ustica, il DC-9 Italia partito da Bologna precipitò nel Tirreno, 81 i morti, dopo 40 anni si cerca ancora di far luce sulla strage. Buonasera e bentornati al TG2. Il 14 di settembre si torna a scuola. Regioni ed enti locali nel vertice con il Premier Conte e il Ministro dell'Istruzione hanno espresso parere positivo sulle linee guida per la ripresa dell'attività scolastica.